di aiutarti, ti danno complicazioni. Eccoci qua con il tenore Miro Solman nella sua meravigliosa casa e la sua gentile signora Maria Grazia, che conosciamo tutti molto bene per il suo impegno in questi 25 anni ormai. E signor Miro, ci racconti un po' questa lunga storia, questa vita passata nel bel canto e in tutte queste cose che lei ha organizzato ad Oderzo e in altri posti. Ma vuoi che ti racconto della mia carriera di tenore o del quello che abbiamo realizzato ad Oderzo, o tutte e due? Un po' di questo e un po' di quello, perché no, sono entrambi interessanti. Allora, tu devi sapere che quando un giovane nasce, cresce e scopre di avere una voce, cioè scopre che che l'organo vocale suo è qualcosa di eccezionale in rapporto agli organi vocali dei compagni di banco, di classe e così via, no? Allora, quando uno scopre la sua voce, è un segnato. Quello, se non riesce a cantare, sarà infelice per tutta la vita. E ti spiego, io ho tanti amici professionisti bravissimi, che anche per esempio tanti dottori, i quali avevano una voce ma non si sono fidati di intraprendere la carriera lirica, perché non è che sia una cosa facile, anzi. E allora la famiglia ha detto: ma cosa vuoi, questo è un campo ignoto, oscuro, meglio che ti prendi la laurea e dopo si vedrà. E intanto sai com'è, uno prende la laurea e dopo comincia a lavorare. Allora spesso mi capita di andare da qualche, per esempio ho diversi medici che avevano una voce e avrebbero voluto cantare, ma appunto hanno esercitato poi questa professione. Allora io entro da loro che magari ho un problema, il problema mio fisico non gli interessa niente. Allora, sì, canti, cosa hai cantato? Ah sì, quello, cominciano a cantare anche loro, è una cosa che veramente tu non sei più dentro in uno studio medico, ma sei dentro in una scuola di canto. E là prima che questo amico si sfoghi, eccetera, e racconti un po' delle sue frustrazioni, passa una mezz'ora, i pazienti fuori attendono, ma non interessa niente a nessuno, e poi allora veniamo e non ti prendono neanche sul serio. Tu dici: a me mi fa male, guarda, sì, dai, prendi questa medicina e basta, manda via. L'importante è aver parlato di canto, aver parlato della professione che avrebbero voluto intraprendere e che purtroppo non hanno fatto. Anche a me una volta mi hanno tagliato un tumore benigno del dito, il dottor Pancero lo posso anche nominare, e finita l'operazione mi ha detto: adesso da qua non esci se non mi canti una canzone. Tutti fuori che aspettavano, ho dovuto cantare. Ecco, quel mal di dito. Sì, ma è così veramente, no, è così. Io invece, per mio carattere, niente, forse mi sentivo sicuro e mi sentivo le spalle protette dalla famiglia e ho tentato di andare avanti in questa carriera. Ho cominciato in piccoli teatri per farmi il mestiere nella ex Jugoslavia e ero veramente un ideale, come si dice, posto per poter cominciare una carriera, perché per un giovane cantante è difficile debuttare, perché quando uno debutta, anche quando uno debutta e sale in palcoscenico, deve poter mostrare qualche cosa al pubblico, perché il pubblico paga il biglietto per vedere qualche cosa, per cui quando tu debutti devi essere già un cantante, insomma, che si vede che ha delle qualità, non delle incertezze dovute all'emozione, a queste cose. Per cui è sempre meglio debuttare in teatri che ti danno meno responsabilità, voglio dire, no? Ecco, nell'ex Jugoslavia non è che i teatri dell'ex Jugoslavia hanno niente da invidiare ai teatri del resto d'Europa, ma però essendo all'estero mi sentivo un pochettino
scaricato della responsabilità del debutto. E allora spavaldamente ho debuttato con la Butterfly, che credevo un'operina, e invece ho visto che dovevo buttare fuori i polmoni, perché Puccini ha un'orchestrazione piuttosto importante, no? E poi quel duetto del primo atto della Butterfly col soprano, di solito il soprano di Butterfly è un soprano che ha voce per dire, e poi finisce con quel do, non è necessario cantarlo, il soprano lo canta, e allora è chiaro che il tenore dovrebbe fare la stessa cosa insieme al soprano, e per cui era un'opera piuttosto difficile. E allora io ho detto, ma se i miei maestri alla mia età mi hanno consigliato di farmi debuttare con la Butterfly, dovrebbe essere questa un'opera più facile, no, all'inizio. Ho detto, chissà come saranno le altre. Invece dopo questo teatro vicino Zagabria mi hanno dopo consigliato, mi hanno detto, guarda, meglio che all'inizio canti qualche cosa di più leggero. Allora ho cantato La Traviata, ho cantato Il Principe Igor, ho cantato Eugenio Oneghin, La Russalica e poi La Lucia di Lammermoor, e sono andato avanti pian pianino, passandomi tutto il repertorio lirico. Poi è venuto Rigoletto e poi piano piano la Bohème, alternavo opere di Puccini al primo Verdi, Hernani, Trovatore, così poi piano piano sono arrivato al Ballo in Maschera, e dopo approdato all'Aida e così via, dopo dall'Aida Pagliacci, e sono arrivato fino all'Otello, che ho avuto il piacere di cantare con il gran baritono Renato Bruson, e ho fatto una bella esperienza, eccetera. Ecco, questo qua è un po' il coso della carriera, per cui devo dire che se io adesso fossi stato il maestro di me stesso, avrei consigliato al giovane Miro Sollmann di cominciare con opere tipo l'Elisir d'amore, La Traviata, opere che hanno meno difficoltà rispetto ad altre. Chiaramente tutte le opere hanno la loro difficoltà, perché per esempio l'Elisir d'amore devi cesellare un po' questo ruolo, e quando sei giovane non è che ceselli tanto, ti metti là, spingi e butti fuori la voce, ma voglio dire, quando uno è giovane la voce è fresca e si presta anche se c'è il presentimento che uno ha una voce piuttosto importante dal repertorio lirico spinto, ma all'inizio della carriera, quando si è giovani, la freschezza della voce ti permette di fare dei ruoli anche lirici o più lirici, anche se dopo, man mano che si avvicina alla maturità, questi ruoli diventano un po', come si dice, inadeguati, perché la voce comincia a prendere la sua sicurezza, a creare i più armonici, e se uno ha una voce di tenore lirico spinto, viene fuori, deve lasciare questi ruoli e cantare quelli appropriati alla sua vocalità. C'è un'opera alla quale è più affezionato delle altre, qualche ragione? Guarda, ci si affeziona, mi sembra, a un'opera o all'altra, no? Questa domanda mi è stata posta diverse volte. Io all'inizio rispondevo sì, scegliendo un'opera, questo, quello, ma dopo, andando avanti quel tempo, ho capito che l'opera che tu ti affezioni di più è quella che fai in quel momento. Ed è difficile dire mi piace di più quest'opera, mi piace più l'altra, eccetera, no? Oddio, quando ci si avvicina a una certa età cominciano a piacerti quelle opere che non hanno questi estremi acuti, perché così diventa più facile farla. Ecco, per esempio l'Aida, che è un'opera così epica, eccetera, è un'opera che mi piace anche molto perché nel momento attuale è la più adatta alla mia vocalità, per esempio, però come non si può amare un Ballo in Maschera, un Rigoletto, e dopo naturalmente opere di carattere
che però sono affidate alla maturità di un cantante come l'Otello, come si può. Sì. Per cui voglio dire, nel momento che tu fai un'opera che canti e la ricanti e la metti in gola per poter presentarla al pubblico, va a finire che la ami molto. Lo so. Per cui l'opera che ami di più è quella che fai in quel momento, secondo me. Ecco. Perché si entra nel personaggio, Sì, e quindi esatto. bisogna entrare anima e corpo, diciamo. Esatto, sì, sì. Quindi, sì. E poi l'incontro con Maria Grazia, e come vi siete trovati, come è nato la cosa anche che ha portato a quello che è oggi l'Opera in Piazza Oderzo? Dunque, l'incontro così privato con la Maria Grazia è stato un po' turbolentino, nel senso che forse è meglio che non racconti la storia proprio ma praticamente veramente abbiamo fatto una fuitina, come si dice, e io non sapevo neanche cosa volesse significare questa parola, no? E dopo trovarmi io veneto a fare la fuitina, una parola siciliana, non so, oppure partenopea, non so, insomma, mi sembrava molto scomodo. Invece quando abbiamo fatto la fuitina era molto comodo. E così ci siamo innamorati, perché anche lei aveva questa grande predisposizione all'arte in genere, perché dipinge molto bene, molto brava, poi così si è diplomata in canto, gli piaceva cantare, ha una bella voce e così, insomma eravamo molto conseguenti, come si dice? In sintonia. In sintonia, e poi ci siamo sposati. Lei è stata una brava donna, perché all'inizio cioè mi ha aiutato nella carriera, nel senso che non ha avanzato alcuna pretesa, tutto era dipendente dalle necessità che ci imponeva la carriera, eccetera. Per cui non mi ha mai detto perché vai là, perché vai qua, perché stai via, perché stai... Mai, lei ha sempre accettato tutto quanto, e naturalmente io l'ho contraccambiata con l'affetto, e infatti siamo ancora qua dopo 35 anni. E tu ti dici, ma come fate? Come fate? Beh, dirò che io ho dovuto contraccambiare questo che lei mi aveva dato, anche se non è facile vivere con un carattere, con una persona che vuole sempre avere ragione lei. È una prima donna. No, scherzo. Allora, aspetta, chiudo qua il telefono, perché... no, ecco. E allora, naturalmente, lei che è stata sempre vigile alla famiglia, no? E anche ha voluto non abbandonare il figlio, eccetera, mi ha lasciato che io continuassi la carriera, e lei si è un po' ritirata per stare dietro il figlio, eccetera, così, poi sì. E dopo, piano piano, abbiamo inventato questa festival dell'Opera in Piazza, e siamo partiti con il piede giusto. Da che anno? La prima esperienza l'abbiamo fatta nel 1991. 91. E abbiamo portato così anche avevamo un nostro amico che era direttore del Teatro Cristallo, che dice: ma perché non portiamo un'opera, questo, quest'altro? E allora proprio io avevo fatto una produzione di Traviata al Teatro di Maribor in Slovenia, e c'era una produzione proprio fatta bene, che si poteva ingrandire o rimpicciolire a seconda del luogo di rappresentazione. Allora abbiamo proposto questa cosa, sono venuti il direttore artistico e il sovrintendente a vedere il luogo, eccetera. Il Teatro Cristallo, come palcoscenico per un'opera lirica, non è che sia molto grande, però insomma si sono adattati, abbiamo fatto questa recita, io ho cantato, ed abbiamo avuto un successo veramente ottimo. Poi l'anno successivo abbiamo fatto un concerto
per vedere. Abbiamo avuto interesse anche per questo concerto, c'è stato l'interesse per questo concerto e così arriviamo al 93, anno in cui è stata inaugurata la piazza di Oderzo. Allora l'allora sindaco, amico Beppi Cobra, dice: cosa si può fare per inaugurare la piazza? Si può fare, se me lo chiedi a me, l'opera lirica, cosa vuoi, meglio di quella non c'è. Allora lui non è che conoscesse molto bene l'opera lirica, ma mi lasciò carta bianca in virtù della stima e l'amicizia che abbiamo, eccetera. Noi abbiamo fatto subito in piazza d'estate Nabucco e abbiamo fatto il Nabucco. Era un Nabucco ricco di elementi di coro, di professori di coro, di orchestra, ma un Nabucco un pochettino povero di scenografia. Era la prima volta che facevamo questa cosa, però il successo del pubblico è stato importante e quindi poi l'anno dopo abbiamo fatto il Rigoletto, poi la Vedova Allegra, il Trovatore. Nel 97 abbiamo fatto una Aida che tutti ancora la ricordano perché era una Aida che veniva dalla Spagna come compagnia e i costumi si sono ingarbugliati in mezzo al traffico di Mestre e sono arrivati con un'ora in ritardo, per cui la prima parte dell'Aida l'abbiamo cantata in Bermuda, cantata così con gli occhiali da sole perché tutti si vergognavano, in ciabatte e pantaloncini corti, però dopo il bello della diretta è finito in gloria perché sono arrivati i costumi che erano molto belli, eccetera, così. Ecco, nel 98 abbiamo riproposto una traviata all'aperto. Nel 99 abbiamo cominciato a fare 2 recite di opera in piazza con la Tosca e da là abbiamo sempre continuato con le 2 recite. Nel 99 abbiamo fatto appunto la Tosca, nel 2000 la Bohème. Nel 2001 abbiamo fatto la prima volta la Turandot e abbiamo cominciato abbiamo fatto il primo concerto d'autunno al Palazzetto dello Sport. Da quel momento, dal 2001, anche il concerto d'autunno al Palazzetto dello Sport è diventato una tradizione. Ed è nato il festival. Ed è nato il festival perché dopo abbiamo arricchito il programma del festival con uno spettacolo in primavera oppure prima dell'opera in piazza e poi abbiamo messo sempre dei concerti vari in maniera di arricchire il programma che naturalmente aveva come punti clou l'opera in piazza e il concerto d'autunno. E anche nello spettacolo d'autunno abbiamo fatto delle cose veramente straordinarie. Prima di tutto abbiamo invitato delle grandi orchestre, per esempio l'Orchestra Filarmonica di Pécs, l'Orchestra Filarmonia Veneta, è venuta anche l'Orchestra di Seul, Filarmonica di Seul, e poi abbiamo provato e siamo riusciti a fare apprezzare il balletto dal nostro pubblico. Ecco, abbiamo fatto per la prima volta come balletto un balletto moderno, Zorba il Greco, con la musica di Teodorakis e la coreografia di Lorca Massine, che era un coreografo che aveva fatto proprio qualche anno prima questo Zorba il Greco all'Arena di Verona con grande successo. Anche noi abbiamo avuto il nostro successo con questo Zorba, che a furor di popolo l'abbiamo dovuto ripetere per altre 2 volte, per cui l'abbiamo fatto 3 volte. 2 volte in piazza e 1 al Palazzetto dello Sport. Poi al Palazzetto dello Sport abbiamo fatto ancora un altro balletto, lo Schiaccianoci, e di questo Schiaccianoci abbiamo fatto 3 recite, 2 per il pubblico, incredibile perché nel palazzetto ci stavano più di 1000 persone, per cui non è, e una recita il mattino per le scuole. E allora 1000 bambini sono entrati dentro il palazzetto e poi le maestre intelligentemente
gli hanno fatto fare un lavoro per vedere le impressioni, le emozioni che avrebbero avuto questi ragazzi, e questi bambini hanno fatto un lavoro straordinario, veramente noi conserviamo ancora questo materiale. E hanno detto anche perché a noi bambini non è concesso di vedere sempre queste cose. Quindi un desiderio Sì. di questo tipo di... Sì. Da ultimo l'abbiamo fatto l'anno scorso al Palazzetto ancora un altro balletto, Romeo e Giulietta, ed è stato proprio talmente bello che naturalmente fatto da coreografi importanti, anche dei maestri di luce, eccetera, che è stato veramente una cosa strepitosa. Vorremmo ancora proporre queste cose, se dal punto di vista economico riusciamo a passare, riusciamo a finanziarli. Adesso per esempio il Teatro di Maribor ha fatto un Per Ghint straordinario, no? Chiaramente come facciamo noi a fidarci di fare un balletto come Per Ghint, che non è che sia molto popolare, perché Romeo e Giulietta è popolare perché si conosce dal film, dalla favola, e poi è una cosa italiana, eccetera. Per Ghint invece è una musica non molto popolare, però il nostro pubblico ormai ha una fiducia in noi e viene lo stesso, sicuro che alla fine sarà contento. Così è sempre stato, e sono sicuro che se lo mettessimo in programma riempiremmo il Palazzetto dello Sport lo stesso, e alla fine tutti sarebbero contenti. Però bisogna vedere se abbiamo la possibilità economica di fare questa cosa. Ecco, e così. Voglio dire, dal 2001 abbiamo sempre fatto sia l'Opera in Piazza che il Palazzetto, che anche diversi altri concerti. Oltretutto dobbiamo anche ricordare che siamo anche usciti fuori delle mura di Oderzo. Abbiamo fatto l'opera in piazza San Donà, in piazza Sacile, Conegliano, al teatro e anche in piazza Cima, perché in piazza Cima 2 anni fa abbiamo realizzato un Requiem di Verdi, ma proprio fatto bene, in maniera veramente con grandi cantanti, grande orchestra, grande coro, 280 coristi, per cui era veramente una massa veramente importante, così, e musicalmente di qualità, voglio dire. Per cui abbiamo cercato di seminare l'interesse verso questa forma di teatro e di musica anche al di fuori di Oderzo. No? Questo sia per un fatto che se il nostro scopo è quello di diffondere la musica a livello popolare, andando fuori di Oderzo si riesce a fare più proseliti, perché ogni tanto il nostro pubblico è un po', come si dice, pigro, nel senso che se tu fai un'opera, mettiamo, o un concerto importante, a Conegliano, allora quelli di Conegliano dicono ben in fora a vedere l'opera. Però se devono prendere la macchina per venire a Oderzo, andare a Sacile, allora preferiscono andare a bersi la birra, perché abbiamo una specie di campanilismo, diciamo, anche in queste cose qua. No, più che campanilismo, io trovo che questa cosa è abbiamo perso un po' l'abitudine di andare a teatro. No, noi italiani abbiamo perso un po' questa cosa, ed è una cosa che fa dispiacere, perché per esempio anche l'opera lirica, che è nata in Italia, dovrebbe essere per noi un fatto del tutto naturale, di andare a vedere delle rappresentazioni quando sono vicino, eccetera, e così via. No, ecco.
Invece, se pensiamo, dunque non dovrebbe essere sufficiente una sala come la Fenice di Venezia per mantenere la domanda di tutti coloro che dovrebbero andare all'opera, che vuol dire 5 teatri come la Fenice a Venezia e tutti dovrebbero essere pieni, no? Ecco, d'estate l'Arena di Verona dovrebbe essere, come si dice, dovrebbe essere strapiena ogni sera e mandare indietro persone. Purtroppo questo non avviene perché abbiamo perso un po' l'abitudine di andare a teatro, abbiamo perso un po' l'amore per queste geniali cose italiane. No, noi siamo, come si dice, specialisti a inventare delle cose e dopo a farcele rubare di mano, no? È la scuola che non insegna. Sì, no. Per esempio, adesso su un altro campo mi viene da pensare, no? Quando Marconi, mi pare, ha inventato, non vorrei sbagliarmi, ma insomma uno dei nostri italiani ha inventato il radar, così, però bisognava investire dei soldi. In Italia non si è trovato nessuno che potesse investire i soldi, bene li hanno investiti gli inglesi, così quando c'era la nebbia e la nostra flotta a Taranto era in mezzo alla nebbia, i nostri non vedevano niente, gli inglesi sono venuti dentro e ce l'hanno distrutta, capisci? Con il mezzo inventato dagli italiani. Sì, è proprio tipico. Però tu vai all'estero e vedi i bambini col pannolone e le maestre che vanno a teatro. Sì. Là si crea il pubblico del domani. Sì. E qui da noi è tutto dimenticato. Sì. Ecco, per I teatri, cui, c'erano dei sì. teatri belli, il teatro di Motta di Livenza per esempio, distrutto per farci una banca, ma roba da matti. Sì, ecco, per esempio anche questo fatto qua negli anni 60 è successo grandi cose, perché bisogna capire che il teatro per una città è come il vestito a festa di una persona, no? Uno che deve andare fuori in chiesa, si mette il vestito della